Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Não há outro. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà. Per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande la tua grazia per me. Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello.
È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi si è chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Amen. Stai piangendo perché se con te hai tuo Dio che si cura di te, non dimentica mai, egli sa tutto quanto quello che stai passando, stai tranquillo perché lui sta già operando.
Mi sentite? Buongiorno, pace del Signore Gesù, che il Signore vi benedica, che benedizione poter essere qui. Benvenuti alla preghiera del mattino, oggi 17 ottobre 2023, martedì, stiamo qua nella presenza del Signore, ringraziando Dio per questa opportunità. Che Dio ti benedica, che il Signore risplenda il suo volto su di te e ti dia la pace. Un abbraccio a tutti i miei fratelli che sono in diretta con noi, quelli che vedranno dopo, e tu che sei con noi per la prima volta, vorrei invitarti a iscriversi su questo canale e partecipare con noi. Ogni giorno abbiamo un video o la diretta, sempre c'è un contenuto edificante per la tua vita. E questo mese preparatevi, perché avremo un appuntamento. A ottobre avremo un appuntamento che è un tavolo tondo dove il tema sarà Halloween, un pericolo per i bambini. Quindi preparatevi per partecipare di questo dibattito con questo tema molto importante, parlando della difesa della nostra fede, difendendo la nostra casa, la nostra famiglia e principalmente i nostri bambini e adolescenti su questo tema terribile che Satana si mette in mezzo di modo sottile per distruggere i bambini e i giovani, gli adolescenti con questo tema di Halloween. Quindi preparatevi, perché noi faremo un dibattito, avremo un tavolo insieme ai fratelli, stiamo invitando i fratelli per parlare di questo tema importante, perché la luce della parola spezza le tenebre. Amen? Gloria a Dio. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli che sono in Italia, fratelli d'Italia dal nord al sud d'Italia, che il Signore vi benedica in nome di Gesù. Anche i nostri fratelli della base missionaria della Scea d'Amite a Firenze, a Pomarance e a Verona. Che Dio vi benedica, nostri missionari, operai, membri, amici, assistiti del progetto Non Sei Solo. Che il Signore vi benedica in nome di Gesù. Ai nostri alunni del vivaio missionario, che benedizione. Gloria a Dio. La Chiesa segue camminando. Io vorrei stamattina, prima di fare la preghiera con voi, ricordarvi, quest'anno abbiamo un appuntamento, l'appuntamento della Conferenza Missionaria 2023. La Conferenza Missionaria 2023 sarà nei giorni 3, 4 e 5 novembre. Nel giorno 3 novembre alle 17 nella nostra sede a Firenze. Nel giorno 4 abbiamo un appuntamento alle 16 e di sera nel sabato 4 avremo un programma speciale, avremo un mercatino missionario, faremo la festa della lasagna, ci sarà la tombola, i giochi, la musica e tante diversioni che faremo insieme lì, un momento di condivisione con tutti i fratelli, amici, invitati. Questo mercatino missionario, noi faremo un'offerta missionaria per Pomarance. Il mercatino missionario, l'ingresso costa 10 euro, non è il costo, è una quota. Ognuno farà la sua offerta di 10 euro e parteciperà del mercatino missionario con tutti i giochi, con la cena, che ci saranno lasagne di diversi tipi, e quindi sarà meraviglioso. E vorrei invitare a tutti di fare già la sua riserva, ok? Faremo
ci sarà i lavoretti artigianali e tante altre cose in questo mercatino, e sarà un momento meraviglioso di condividere anche la nostra testimonianza di fede, quindi possano partecipare tutti. Il mercatino è aperto a tutti e invitate i nostri fratelli per partecipare di questo momento speciale dove noi saremo lì con il tema chiaro. Il tema sarà la Toscana, no? E l'Italia, in speciale la Toscana, e noi faremo lì questa festa della lasagna con i fratelli, un momento di condivisione, di gioia. Siete tutti invitati per partecipare, ok? Quindi vorrei invitarvi a questi giorni 3, 4 e 5 novembre, 3 alle 17, 4 alle 18:30 il mercatino inizia, e domenica mattina alle 10:30, va bene? Siete tutti invitati. Nei social della chiesa c'è il volantino dicendo tutto il programma, seguite e partecipate con noi, ok? Gloria al Signore. Io vorrei lasciare un versetto della parola di Dio per tutti. Gloria a Dio. Oggi, quando mi sono alzato e vorrei leggere con voi il Salmo di numero 91. Stamattina, quando mi sono alzato, ho sentito che lo Spirito Santo mi dava questo salmo e vorrei condividere la parte, il versetto 1, che dice: chi dimora nel nascondimento dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dirò, versetto 2, io dirò al Signore: tu sei il mio ricetto e la mia fortezza, mio Dio in cui mi confido. Amen. Questi due versetti sarà per la nostra meditazione oggi. Chi dimora nel nascondimento dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dirò al Signore: tu sei il mio ricetto e la mia fortezza, mio Dio in cui mi confido. Che possiamo tenere questa parola nei cuori, sapendo che il Signore ci dà sicurezza, forza e pace. In Dio possiamo saltare le mura. In Dio possiamo vincere i giganti. In Dio e con Dio tutto è possibile. Alleluia. Benedetto sia il Signore in eterno. Vorrei pregare con voi stamattina, presentando al Signore ogni richiesta di preghiera. C'è la richiesta della sorella Marina, ha fatto il suo primo intervento e è in attesa del secondo. Amen. Preghiamo per te, sorella, preghiamo per te stamattina insieme ai fratelli. Preghiamo per Salvatore, che il 31 ha un appuntamento per il dito. Preghiamo per Ida, pace Ida, buongiorno, gloria a Dio. Preghiamo per Ida e preghiamo per tutta la nostra missione. Preghiamo per questo evento che faremo
che sia un momento di risveglio, di benedizione. Preghiamo per i nostri missionari, preghiamo per il nostro pastore Roberto, che è in Brasile, la missionaria Iraci, perché il Signore possa benedire questa coppia benedetta che fa tanto per noi, per l'opera del Signore in Italia. Preghiamo per il proposito della base missionaria Pomaranci, che siamo in trattativa. Noi oggi abbiamo lì il terreno e la casa dove abitano i missionari, ma non abbiamo ancora un posto per riunire la chiesa. I fratelli lì sono già una ventina e ora arriva il freddo e non possono più fare il culto sotto la tenda nel terreno, e quindi abbiamo bisogno di un posto e siamo in trattativa. Dio ha provveduto un posto, siamo in trattativa. Vorrei chiedervi preghiera perché il Signore, che è il Signore di tutte le ricchezze del mondo, possa provvedere una soluzione per acquisto di questo posto dove sarà la chiesa e funzionerà tutto il progetto. È proprio nel cuore del paese, un posto molto centrale, evidente, e sarà molto utile per l'opera missionaria lì a Pomaranci, che è una città che ha molto bisogno del Signore. Quella città prima era conosciuta come la Valle del Diavolo, ma oggi non è più e non sarà più, perché c'è la Chiesa come colonna di verità in quella città. E questa bugia che Satana ha detto che quel terreno era proprietà sua non sarà più detta, perché la Chiesa è lì, come ho detto, come colonna di verità, ambasciatore di Dio, e non c'è più spazio per Satana. Dio ha già determinato il suo perimetro in quella città e Satana non ha più potenza su quelle famiglie, su quella città, su quei 9.000 abitanti. In nome di Gesù, Signore salverà queste persone e a Pomaranci ci sarà una grande chiesa, non grande in misura in questo, perché questo è conseguenza dell'opera salvifica di Dio. Quindi Gesù salverà e aggiungerà fratelli nella chiesa e sarà di modo grandioso il suo nome glorificato lì. Che Dio benedica i nostri missionari che sono lì attuando in quella missione. Preghiamo perché il Signore provvederà. Amen. Noi siamo all'ombra dell'Altissimo. Noi alberghiamo all'ombra dell'Onnipotente, quindi dobbiamo avere tranquillità nei cuori, sapendo che il Signore ha già determinato, e ciò che Lui ha determinato nessuno può cambiare, nessuno può cancellare. Amen. È cosa determinata da Dio. Alleluia. Quindi preghiamo perché Dio possa provvedere queste risorse per l'acquisto di questo posto dove si svilupperà la Chiesa, il progetto Non Sei Solo e il vivaio missionario. 3 progetti e uno solo. Preghiamo al Signore che Dio ci dia la grazia e la forza e continui aiutando. Signore, in nome di Gesù siamo qua riuniti ringraziando per questa opportunità, per il privilegio che ci dai di essere nella tua presenza, di stare qui insieme con i nostri fratelli in questa giornata benedetta che iniziamo, Signore, nella tua presenza in preghiera, in adorazione. In adorazione mi rendo a te, apro il mio cuore a te. Tu conosci il più profondo della mia anima, del mio cuore, dei miei pensieri. Tu conosci tutto, Signore, non c'è nulla nascosto davanti a te. Davanti a te tutto è trasparente.
nessuno può nascondersi, nessuno può dire bugie, perché tu sei il Signore della verità, tu sei il Signore della grazia, tu sei il Signore di pace, tu sei il Signore di giustizia. Grazie Padre per questa opportunità di svegliare una mattina in più, di avere la voce, di poter alzarsi, anche se abbiamo difficoltà e problemi da affrontare durante la giornata, ma tu Signore ci rivesti di forza, di grazia e di autorità per non renderci al volere del diavolo che vuole metterci sulla sua via, ma noi rimarremo sul tuo sentiero di verità, di amore e di giustizia. Continua rinforzando i nostri fratelli, quelli da vicino e quelli che sono da lontani. Signore, ti prego per il nostro pastore Roberto, la missionaria Iraci e tutta la Chiesa madre che è lì in Brasile. Ti prego, Signore, per tutti i missionari che sono nel mondo, per le chiese qua in Italia. Ti prego, Signore, per quel convegno pastorale che sarà questo weekend a Rimini. Signore, che tu possa guidare ogni parola, che tu possa rompere i cuori orgogliosi, che tu possa darci umiltà e che noi possiamo, Signore, avere discernimento per fare tutto ciò che tu hai determinato di fare. Signore, ti prego per me, per Priscilla e per i miei fratelli missionari della Shea Damit, per Giovanni, per Dariana, per Marco, per Denisa, per Karin, per Ana Maria, per Milvia. Signore, ti prego per gli operai, per Lucas, per Maurizio con la sua famiglia, Lucas e la sua famiglia. Ti prego per Jonathan, Signore. Ti prego per la leadership della Shea Damit a Firenze. Ti prego, Signore, per Ronaldo, sua moglie, per i documenti, Signore, che tu possa sistemare. Oh, Signore, che tu prenda in mano questa causa del documento di Ronaldo e che tu prenda di giù e metta su e che tu possa dare la priorità, non il giudice, non l'avvocato, ma a te, Signore. Dà la priorità a questo documento, che vada alla mano del giudice e che sia firmato e che il tuo nome sia glorificato, Signore. Benedice, Padre, i nostri missionari, fratelli, missionaria Carminha, sua famiglia, Marisa con la sua famiglia, Bruno. Ti prego, Signore, per Rafaela, che tu possa, Signore, aiutarla nel momento che partorirà Efraim, che tu possa guidare ogni cosa, i dottori, gli infermieri, in nome di Gesù, Signore. Benedice i tuoi servi che sono lì in questo momento in attesa della nascita di Efraim. Ti prego, Signore, per la base missionaria a Firenze, rinforza, dà, Signore, ancora struttura, dà, Signore, lavoratori a questa base, perché abbiamo bisogno, Signore, per fare la tua opera. Ti prego per il progetto Non Sei Solo, per tutte le famiglie che sono assistite da noi, Signore, quelli che vengono a ricevere il pacco alimentare, quelli che vengono per la classe di italiano, quelli che vengono per l'ascolto, gli anziani, i bambini, le famiglie, Signore, che loro possano ricevere te come Salvatore, che loro vengono in chiesa non solo per gli alimenti, ma che abbiano anche il desiderio di venire per servirti, Signore, con la sua famiglia. In nome di Gesù, Padre, ti prego di benedire la tua opera, di benedire i tuoi servi, di benedire questo convegno pastorale a Rimini, di benedire, Signore, i nostri fratelli che sono in questa situazione nell'Oriente di questa guerra. Dio, che tu possa fermare la guerra. Tu sei il Signore degli eserciti. Oh Signore, stendi le tue mani. Ti prego, Signore, che tu possa dare la tua grazia a noi che vediamo queste cose
ma la tua parola dice che tu hai fatto uno e l'altro, e so, Signore, che tu sai come fermare. Io ho certezza che tu fermerai, Signore, l'azione del nemico. Benediciamo, Signore, tutti i popoli della terra, ma in speciale vogliamo benedire Israele, il tuo popolo scelto. Signore, ti prego questa mattina che tu benedica anche, Signore, tutti i nostri fratelli pastori missionari. Ti prego per i malati, per quelli che si trovano in ospedale, come la nostra sorella Marina, quelli che sono a casa, come Ida, con quella bombola, Signore. Tu puoi guarire i suoi polmoni, tu puoi dare a lei 9, Signore, polmoni, perché tu hai. Oh Gesù, la tua parola dice che Paolo ha pregato, ha chiesto 3 volte che tu togliessi le spine del suo corpo, della sua carne, ma tu hai detto la mia grazia ti basta. Gesù, se non è la tua volontà, dacci la grazia. Signore, a volte tu sposti la tempesta, ma a volte, Signore, tu ci fai passare in mezzo, ma passi con noi. Questo è importante, perché tu passi con noi, Signore. Ti ringrazio, oh Dio, per questa mattina in più. Ci chiedo di guidarci in tutto, Signore. Ci guida in tutto, perché abbiamo bisogno di te. Spirito Santo, governa la nostra mente, i nostri cuori, il nostro corpo, le parole che escono dalla nostra bocca. Governa la nostra vita, Spirito Santo, e non permette che noi siamo o diventiamo strumenti del mondo né del diavolo, perché vogliamo servire soltanto al Signore. Signore, ti prego, fai giustizia per il tuo popolo. Ti prego, Signore, per questa situazione lì a Pomarante, per questo passo che daremo di acquisto del posto dove si farà il culto. Oh Dio, dove si svilupperà il progetto Non Sei Solo, dove si svilupperà il vivaio missionario. Signore, tu sei il Signore delle ricchezze, tu puoi provvedere e puoi fare. Mettiamo nelle tue mani. Tu lo sai, Signore, a chi appartiene, con chi c'è questo soldi. In nome di Gesù, benedice, Signore, tutti i nostri fratelli, dal nord al sud d'Italia, quelli che si sentono soli. Signore, che tu possa abbracciare stamattina la loro anima, che tu possa portare, Signore, pace ai cuori. Oh Signore, vedi figli, i bambini, con tutto questo, questa struttura diabolica che Satana sta preparando per il 31 Halloween, per uccidere di nascosto i bambini, per uccidere e seminare nella mente loro, per celebrazione della morte. Noi celebriamo vita, non morte. Tu sei la vita, Signore. Tu hai detto, io sono la via, la verità e la vita. Signore, noi celebriamo la vita, non la morte. Diciamo no a Halloween, diciamo no allo spirito della morte, perché in noi c'è il sangue di Gesù che ci purifica, che ci salva, che ci rigenera. E come in Egitto la morte ha passato e non ha potuto entrare dove c'era sangue, non entrerà neanche oggi, perché c'è il sangue dell'agnello di Dio sulla nostra vita. In nome di Gesù, Signore, continua con noi, continua con il tuo popolo. Ogni richiesta, Signore, ti prego, mettiamo davanti a te. Tu sei il Signore che operi di modo grandissimo. Tu sei il Signore che fai. Tu sei il Signore che ordini. Tu sei il Signore che determini. Tu sei il Signore che dice e nessuno ti può fare tornare indietro.
in nome di Gesù, Signore. Benedice la conferenza missionaria, tutto il programma, i fratelli che verranno a predicare. Oh Signore, che tu possa agire tramite la parola, agire tramite le lodi, agire tramite la preghiera, liberando, risvegliando, salvando, in nome di Gesù. Ti chiedo, Signore, per la nostra famiglia, ti chiedo, Signore, per tutto il giorno che avremo oggi da affrontare, per le cose che faremo. Apri le porte, ci fa passare, Signore, ci tieni per le mani, abbiamo bisogno di te, tu sei il nostro rifugio e la nostra fortezza. Ti ringraziamo in nome di Gesù. Benedice la base missionaria, Signore, a Verona. Benedice, Signore, il proposito lì di crescita, che tu possa salvare le persone, che tu possa benedire i bambini, che tu possa benedire i nostri missionari lì, che tu possa, Signore, aiutare ogni famiglia. Oh Dio, benedice il nostro fratello Salvatore con Rossana, concludi l'opera che ha iniziato, Signore, nella vita di questa coppia. Ti prego, Signore, per la loro famiglia, ti prego anche per Ignazio, per Vincenza, Signore, che tu possa dare salute a tutte e due. Signore, vedi quella richiesta di Vincenza, di preghiera. Signore, mettiamo davanti a te la tua serva. Tu lo sai, Signore, come lei ha bisogno di un soccorro tuo. Fa, Signore, quest'opera. Dà, Signore, una schiena nuova. Tu puoi fare, tu hai fatto a me. Io avevo tutti quei dolori con quel nevo sciatico e non riuscivo a fare nulla. E prendevo 12 punture in una settimana, 12 punture, oltre i farmaci. Ma un giorno tu hai detto alla infermità, non più. Tu mi hai guarito e oggi carico il camion, vado di là, di qua, mi alzo e per la gloria del tuo nome. Quando il dolore vuole tornare, con autorità diciamo, tu non torni più, questa casa è già occupata. Signore, ti ha messo già fuori dalla mia vita, tu non puoi tornare. Via in nome di Gesù dolore, via in nome di Gesù depressione, via in nome di Gesù infermità, in nome di Gesù malattia, in nome di Gesù patologia, via in nome di Gesù. Tu non rimarrai nella nostra vita, perché noi vogliamo e siamo occupati nell'opera di Dio e non abbiamo tempo per malattia, non abbiamo tempo. Ti occupi nell'opera di Dio e vedrai che questa malattia sparirà. Oh re hashe mai, oh re che manasce de morasce. In nome di Gesù, il Signore ti fortifichi. Padre, opera stamattina. Dà, Signore, schiena nuova. Dà, Signore, cuore nuovo. Dà, Signore, reni, organi. Tu hai tutto nuovo, Signore. In nome di Gesù, continua con noi. Benedice, Signore, la nostra vita. Ci aiuta in tutto. Ti ringraziamo. Amen e amen e amen. Glória a Dio. Gesù è qui, Ele è qui e si muove tra di noi. Vi auguro una buona giornata con Gesù. Un abbraccio grande a tutti. Non andate via senza lasciare mi piace. Se tu non sei ancora iscritto, fa la tua iscrizione su questo canale. E se tu ancora non hai fatto la riserva per la conferenza missionaria, ou via, fate la riserva subito, perché abbiamo poco tempo e saranno giorni di grande benedizione. Alleluia. Un abbraccio, buona giornata e che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione del Divino Spirito Santo sia con te oggi e per sempre. Noi diciamo Amen. Pace a tutti. Domani c'è il messaggio biblico e giovedì, se Dio vuole,
torniamo con la preghiera del mattino dal vivo. Ciao a tutti! Hai